Buongiorno a voi e bentrovati, rassegna stampa TG Plus. Andiamo alla pagina di Venezia, partendo per oggi 18 maggio dalla nuova di Venezia e Mestre, il messaggio sbagliato di Brugnaro, vediamo così ancora per quella faccenda degli studenti che per gli appartamenti, no? Ha detto che chi non riesce a sistemarsi con l'affitto non deve fare l'università, ma è una cosa un po', insomma, qualche giorno che si parla di questa cosa. C'è il faccione di Brugnaro in alto, spiagge subito devastate, stagione al via tra i guai, le mareggiate hanno colpito Jesolo, Pineta, Eraclea, Bibbione, Caorle, Sottomarina e Isola Verde. Gli operatori subito al lavoro, siamo pronti per i turisti a Venezia, Piazza San Marco, piscina. Purtroppo il maltempo ha colpito anche il Veneto, non solo l'Emilia Romagna, ma l'Emilia Romagna è la faccenda più difficile. Nella fotonotizia Africa di terra e acque della Biennale delle Idee, ma scoppia lo scandalo visto negato ai ghanesi. Si parla ancora di quella faccenda dell'Under 15 razzista, alla ragazzina è stato dato un anno di sport. Vedete che a San Donango una denuncia, una giovane, il guardone mi filmava in spogliatoio. E poi ci sono anche altre notizie, vedete, si parla ancora di Emilia Romagna e altre faccende. Andiamo però su Gazzettino a vedere la faccenda del maltempo, 9 morti e 28.000 sfollati, come il terremoto, la furia dell'acqua mette in ginocchio l'Emilia Romagna, esondati 21 fiumi, la pioggia di 7 mesi in 14 giorni, Imola cancella il Gran Premio di Formula 1 ed è allerta continua, ancora si va avanti. Vedete le spiagge del Veneto nella fotonotizia, costa devastata, dichiarata l'emergenza, anche qui un anno di squalifica alla calciatrice, offese razziste all'arbitro, e dal film per i liceali sparisce la scena gay. Sul Corriere del Veneto invece andiamo a vedere, si parla un po' più di politica nella prima pagina. Autonomia, la Lega avvisa Fratelli d'Italia, le resistenze romane fanno infuriare il Carroccio Veneto, ritorsioni sul presidenzialismo. Nella fotonotizia entrambe hanno matrimoni etero alle spalle, sono queste due donne, Silvia e Marzi, innamorate e spose, ora siamo madri felici di 6 figli, naturalmente avuti prima e non adesso, da quello che è dato capire dall'articolo, ma andate a leggervelo voi, perché la nostra edicola serve a questo, proprio a indirizzarvi poi ai giornali che voi preferite acquistare. A CTV orari estivi come prima del Covid, vedete anche qui allagamenti e mareggiate in Pollesine, è emergenza. Sulla pagina della nostra Notizie Plus vedete che spiagge piene di rifiuti a Rosolina per maltempo, e poi nuovi posti di lavoro in Veneto, aumentano le donne e tecnologia aerospaziale per l'agricoltura. È tutto anche per la pagina di Venezia, a domani.